furti, i ladri entrano in casa, il proprietario impugna una spada da samurai e insieme al cane insegue i malviventi che gli lanciano dei sassi per fuggire. È successo a Silea. Il salvataggio della Banca Popolare di Bari da parte dello Stato accende la reazione dei risparmiatori delle ex popolari venete, l'ennesimo schiaffo, intanto anche a Treviso il No Tax Day lanciato dalla Lega. È morto Giancarlo Girotto, padre di Elisa, la mamma di Spresiano che prima di morire di tumore ha fatto alla figlioletta 18 doni. Fra 20 giorni l'uscita del film tratto dalla sua commovente storia. Delitto di Capoverde, dopo il rientro della salma, martedì pomeriggio saranno celebrati i funerali di Marilena Corrò, l'imprenditrice uccisa secondo le autorità locali da 2 italiani. 12 anni fa il sequestro e l'omicidio Tassitani a Castelfranco, il dramma ripercorso in un video del nipote ribadendo la richiesta di giustizia della famiglia dopo lo sconto di pena con il rito abbreviato. Divano prende fuoco in un'abitazione di Conegliano, papà e i suoi 3 bimbi rimangono intossicati dal fumo, fiamme anche in un appartamento di Treviso, 73enne ustionato. Bimba tedesca resta sul treno dopo che il papà era sceso per timbrare i biglietti, non riuscendo a risalire in tempo sul convoglio, la piccola soccorsa dagli altri passeggeri che hanno chiamato la Polfer. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. Impugna dunque una katana, una spada da samurai e insieme al cane rincorre i 2 ladri che hanno appena tentato di entrare in casa. I banditi gli lanciano dei sassi e fuggono. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Cendon di Silea. Scodinzola felice ora Devil, ma venerdì sera il suo abbaiare ha attirato l'attenzione del padrone Denis Cagnin. Il ragazzo si trova in casa in via degli Alpini a Cendon di Silea, sono circa le 18:30. Ha appena terminato di farsi la doccia quando sente il cane ringhiare in modo strano. A quel punto esce in terrazzo. Vedo da giù, vedo sti 2 qua inginocchiati che camminano a bordo muretto. Denis si veste, prende il cane e scende in giardino. Come scendo li ho trovati lì che passavano da parchetto a parchetto. Ho visto che guardavano subito perché volevano andare dentro quella casa lì. Mi hanno guardato, si sono detti 2 robe sottovoce e hanno iniziato a incamminarsi. Io sono andato dietro, ho detto fermatevi, ma urlando. Il cane abbaiava, era abbastanza anche lui incazzato. E niente, sti qua hanno iniziato a correre, io gli ho corso dietro. Nel momento che sono arrivato allo stop sono scivolato, mi sono rialzato, sti qua hanno scavalcato la villa. Gli ho detto fermatevi e sti qua sono girati e mi hanno tirato dietro un sasso. Fortunatamente Denis e Devil non vengono colpiti dai sassi. I banditi nel frattempo fuggono spaventati non solo dalla presenza del grosso Amstaff. Sono visto con una katana da samurai e... Forse questo li ha spaventati. No, non so se io o il cane, ma comunque anch'io ero abbastanza incazzato, il cane anche, e sti qua hanno corso bene. Il giovane capisce poi che i 2 banditi poco prima erano riusciti a raggiungere il suo terrazzo. Ho scavalcato da qua, vedi che sono ancora le brutte di terra. Perché si sta un attimo, si fa così. Vedi? Fino a ieri ero tranquillo, ammette Denis, che ci racconta come la zona negli ultimi giorni sia presa di mira dai ladri, così come le altre frazioni di Silea, e anche qui si sono concentrati i controlli straordinari dei carabinieri finalizzati al contrasto dei reati predatori. Nella serata sono stati sventati 2 furti grazie al tempestivo intervento dei militari, allertati da alcuni cittadini che segnalavano la presenza di 2 individui travisati con passamontagna, forse gli stessi che avevano tentato poco prima di entrare in casa Cagnin, mentre cercavano di introdursi in alcune abitazioni. Alla vista delle pattuglie i banditi si sono dati alla fuga tra le campagne circostanti. E ora veniamo al No Tax Day organizzato dalla Lega per manifestare contro la politica di inasprimento di tasse e di tagli ai servizi del governo anche in Veneto, stamattina a Verona, poi a Mestre, nel tardo pomeriggio a Quinto di Treviso. Ci colleghiamo in diretta col nostro Lucio Zanato. Buonasera Lucio e buonasera al tuo ospite. Buonasera. Buonasera Lino, buonasera ai telespettatori di Antenna 3 in diretta qui al Bianchiere Hotel a Quinto di Treviso. Appena terminato il terzo appuntamento del No Tax Day, siamo con il già sottosegretario all'economia Massimo Bitonci. Intanto com'è andato, visto che lei si è fatto tutti e 3 gli appuntamenti? Direi molto bene, perché volevamo lanciare un messaggio importante oggi
questo governo, l'ho ripetuto in tutti gli interventi che ho fatto e anche alla Camera settimana scorsa, questo è uno dei governi che porta avanti l'odio fiscale, non la pace fiscale che abbiamo fatto noi l'anno scorso, ma con tutta una serie di misure che vanno a colpire i nostri artigiani, i nostri commercianti, passando attraverso quella che è la cosa più assurda, è che questa cosa delle manette agli evasori con la confisca per sproporzione, quindi un nostro artigiano o commerciante che magari ha fatto anche la dichiarazione dei redditi però non ha versato magari le tasse, può trovarsi oltre al reato penale anche la confisca dei propri beni, la chiusura delle compensazioni. Adesso ne parleremo, perché intanto sentiamo cosa ha detto il governatore Luca Zaia, che abbiamo sentito prima che iniziasse l'ultimo appuntamento, proprio sulle motivazioni di questa giornata. Direi che l'occasione per porre il problema, diamo solo un dato, il dato è questo, che la tassazione media globale, total rate tax come dicono gli addetti ai lavori dell'Italia, è del 68,5%, vuol dire che fatti 100 euro di fatturato, 68,5 euro direttamente o indirettamente se ne vanno in tasse e in ovviamente balzelli. Il total rate tax dell'Europa, dei nostri vicini di casa, è il 46%, cioè vuol dire che noi abbiamo 22 punti di differenza rispetto ai nostri concorrenti, quindi abbiamo degli imprenditori e dei lavoratori che sono eroici, vivono in un mercato nel quale loro sono zavorrati con 22 punti percentuali in più di tasse. Allora pensiamo che la vera situazione non sia quella di strangolare imprese e lavoratori ancora con la tassazione sempre maggiore, ma sia quella di rivedere il modello della tassazione, ridurlo e fare in modo che restino più soldi in busta paga e ovviamente più risorse a disposizione delle imprese. Poi c'è questo tema, quello della tassa sulla plastica. Ma guardi, io penso che sia ragionevole e sacrosanto pensare che il mondo del futuro sia tutto biologico, che sia tutto senza plastiche, senza inquinanti, senza fitofarmaci, senza tutto quello chimica, quello che viene in mente. Chi è che non direbbe a me piace così? Però è pur vero che bisogna accompagnare questi processi, non lo dico io, ma lo dice addirittura Ermete Realacci, padre nobile di Lega Ambiente, oggi Fondazione Simbola, che dice, da ambientalista, dice sì, però i processi vanno accompagnati, come se noi dicessimo che da domani mattina le auto debbono essere tutte elettriche. C'è chi ha l'auto vecchia o appena comprata che va ancora a benzina o a gasolio, cosa fa? Si suicida? No. Allora, ma se dici che fra 10 anni o fra 5 anni devono essere tutte elettriche, nessuno comprerà più l'auto che non va esclusivamente a energia elettrica. Ecco, a proposito proprio di questa plastic tax, diamo due dati su che cosa succede. Ma è una tassa assolutamente iniqua perché va a colpire i produttori ovviamente di imballaggi, siccome maggior parte dei beni che consumiamo sono imballati con la plastica, 0,40 perché era partita 1 euro al chilo, quindi non la tonnellata ma il chilo, quindi pensate all'impatto, 0,50 adesso 0,40, insomma penso che sia un peso per molte aziende molto importante. Però in una battuta lei prima ha detto succedono delle cose delle altre parti d'Europa che invece... No, perché quello che noi contestiamo al governo è il sistema completamente sbagliato, di tipo ovviamente discriminatorio, perché in Germania invece di fare una tassazione rendono disponibile delle risorse per dei resi, cioè in Germania è possibile rendere la bottiglietta di plastica presso gli esercizi, i supermercati e così dopo viene restituito qualche centesimo, cioè l'effetto che hanno ottenuto è che le città si svuotano delle bottigliette di plastica perché anche quelle che vengono trovate per strada hanno un valore, cioè dare un valore al rifiuto, è così che si risolve il problema. Allora chiamo qui in diretta anche l'onorevole Fontana, giusto che così facciamo vedere, è appena terminata adesso, quindi è tutto quanto assolutamente dal vivo. Contenti di questa giornata? Sì, è stata una giornata impegnativa, colgo l'occasione per ringraziare Luca Zaia, Massimo Bitonci e Erika Stefani che hanno fatto praticamente tutte le tappe di oggi. È stata una giornata importante perché abbiamo spiegato, visto che spesso ci dicono che noi siamo quelli ignoranti, no? Abbiamo voluto spiegare com'è la manovra finanziaria e soprattutto quello che noi avremmo voluto di diverso. Ecco, però adesso che cosa vi aspettate? Purtroppo nulla di buono, nel senso che è una manovra fatta di tasse di manente. Come immagino avrà già spiegato giustamente Bitonci, le tasse aumenteranno, c'è questa norma sulle evasioni che ci fa un po' paura perché temiamo che poi, come sempre succede, andranno a rimetterci quelle persone che magari evadono per
sopravvivere. Sappiamo che è capitato anche in Veneto che la tassazione è troppo alta e quindi talvolta bisogna scegliere se pagare le tasse o pagare i propri dipendenti, e quindi situazioni molto difficili, e dall'altra parte maggior peso fiscale su imprese, sulle famiglie, esattamente l'opposto di quello che volevamo fare noi. Ci accusavano e ci insultavano perché volevamo fare un po' di deficit per dare ossigeno alla nostra economia, e purtroppo vediamo che il retro della medaglia è appunto questo, invece tasse per imprese e famiglie. Abbiamo finito il tempo, però noi lanciamo da qui in una battuta il servizio sulla Banca Popolare di Bari. Una battuta solo, secondo lei? Beh, saranno contenti i risparmiatori veneti, direi, cioè i 200.000 risparmiatori veneti che hanno rimesso soldi propri, altro che Popolari di Bari. Purtroppo sarà un dramma per tutta la regione Puglia, credo, e purtroppo temo sarà un dramma anche per l'Italia. Grazie, adesso vediamo il servizio lì nello studio. Non avrà ricadute pratiche e l'unica considerazione amara è che la politica sta facendo scelte molto diverse, e questo conforta l'opinione che ho sempre espresso, che qui si è voluto dichiaratamente colpire l'economia e la politica veneta. L'ennesimo schiaffo al Veneto e ai suoi risparmiatori. Per l'avvocato che conosce e rappresenta chi ora si trova con un pugno di mosche al posto di obbligazioni di Veneto Banca, la vicenda della Popolare di Bari è l'ennesima beffa dello Stato nei confronti di questo territorio. È una decisione sorprendente che si spiega soltanto in termini politici. Voglio ricordare che per le banche dell'Italia centrale venne adottato il meccanismo della risoluzione, meno traumatico rispetto alla liquidazione coatta amministrativa, quella imposta alle banche popolari venete. Qui si ha un intervento completamente diverso e sostanzialmente mirato a risanare una banca che ha un 25% espressamente dichiarato di NPL rispetto al proprio patrimonio. Una banca che con un quarto del proprio patrimonio in crediti non più esigibili, ovvero in carta straccia, verrà sicuramente salvata, mentre due banche certamente in difficoltà ma non a questi livelli sono state smontate e la parte buona regalata ai piemontesi, mentre i crediti inesigibili sono stati digeriti dallo Stato. Quantomeno due pesi, due misure per vicende dove ancora una volta Banca d'Italia ha mostrato tutti i limiti della vigilanza e dove i risparmiatori, dopo il danno, ora affrontano le peripezie della burocrazia. Mi auguro che parta il fondo indennizzo risparmiatori, la presentazione delle domande è stata prorogata fino al 18 di aprile, ma questo per una deficienza nel funzionamento del portale Consap sul quale le domande devono essere presentate. E dopodiché mi auguro che gli indennizzi o risarcimenti che siano vengano prontamente ed effettivamente erogati. Ritorniamo alla cronaca. È morto Giancarlo Girotto, padre di Elisa, la mamma di Spresiano, che prima di morire ha fatto alla figlioletta 18 doni, uno per ciascun compleanno, e la cui storia è diventata un film. I funerali lunedì mattina alle 10:30 a Lovadina. Mi hai accolto come un figlio e sei stato come un padre per me, e te ne vai a pochi mesi di distanza da mio padre Gino. Abbraccia Elisa da parte mia, una figlia speciale che non poteva che avere un padre speciale. Le parole sono quelle di Alessio Vincenzotto, marito di Elisa Girotto, per salutare il suocero Giancarlo, morto di malattia a 71 anni e i cui funerali si svolgeranno lunedì mattina a Lovadina. La foto scelta è quella del giorno del matrimonio di Elisa e Alessio. Era l'agosto del 2018 e tutto era già compiuto. Sapevano i due sposi che lei se ne sarebbe andata di lì a poco e i loro volti nell'istantanea di quel ballo, da marito e moglie, sembrano concentrati nel trattenere il più possibile quegli istanti, prima che alla realtà si sostituisca il ricordo. Alla figlioletta Anna, nata nel giorno in cui la mamma ha scoperto di essere malata di tumore al seno, Elisa ha lasciato 18 regali, proprio come il titolo del film ispirato alla sua storia, che sarà nelle sale dal 2 gennaio. Un dono per ogni compleanno finché non diventerà grande, una storia che racconta di un amore infinito che sa andare oltre la morte, lo stesso, immaginiamo, che papà Giancarlo aveva insegnato a Elisa. E si svolgeranno martedì 17 dicembre alle 14:45 nella chiesa dei Padri Carmelitani Scalzi di Treviso i funerali di Marinella Corrò, l'imprenditrice 52enne uccisa a Capoverde, dove da un anno gestiva un B&B. Ad annunciare la data dell'esequio il figlio Filippo, che in un post su Facebook ha ringraziato per la solidarietà dimostrata nei confronti della sua famiglia con una raccolta fondi per riportare in Italia la salma della madre. Filippo ha poi usato parole colme d'amore per la mamma, una donna che ha dato a me e a mia sorella Margherita, scrive il ragazzo, l'opportunità di conoscere il valore assoluto di crescere insieme a lei.
Ora torniamo sul sequestro e l'omicidio di Jole Tassitani 12 anni fa a Castelfranco Veneto, ripercorso in un video che il nipote elaborò come compito di filosofia qualche anno fa e che la zia Luisa ha postato sui social ribadendo la richiesta di giustizia della famiglia. La verità manipolata, il senso di giustizia. Aveva 15 anni Filippo Barbaro, nipote di Jole Tassitani, quando decise di ripercorrere da studente del liceo Giorgione di Castelfranco i dolorosi interrogativi a cui la sua famiglia non ha ancora potuto dare una risposta per svolgere un compito di filosofia sulla settima lettera di Platone, la ricerca della verità assoluta a cui non si è ancora arrivati sebbene siano trascorsi 12 anni dal rapimento di Jole. Era il 12 dicembre del 2007, la vigilia di Natale. La 42enne figlia del notaio Luigi Tassitani venne trovata morta, fatta a pezzi dal falegname Michele Fusaro. Prese 10 Filippo per quel compito in cui raccontava il dolore di una famiglia che ha da subito contestato la possibilità per l'autore di reati simili, sequestro e omicidio, di poter avere uno sconto di pena attraverso il rito abbreviato. Fusaro venne condannato a 30 anni in primo grado, ergastolo in appello, di nuovo 30 anni in Cassazione. La raccolta firme, ben 50.000 per cambiare la legge, non venne mai presa in considerazione, con il risultato, scriveva già nel 2015 Filippo, che Fusaro potrebbe uscire dal carcere già nel 2023 con tanto di titolo di studio in ragioneria. È stata la zia Luisa a postare su Facebook per la prima volta il lavoro del nipote. Lo pubblichiamo perché 3 anni fa Filippo non se la sentì di farlo, scrive Luisa, nonostante il suggerimento del professore di filosofia di renderlo pubblico. Un compito così non poteva rimanere seppellito nell'iPad o tra 4 mura di un'aula di liceo. Oggi Filippo ha 19 anni e mi manda questo video che mai avevo visto. Io penso che sia un lavoro bellissimo. Bravo Filippo, siamo orgogliosi di te e della tua sensibilità, ma i punti di domanda rimangono. Grave incidente questa mattina a San Fior, coinvolte poco dopo le 6 2 auto e un furgone, 4 i feriti, alcuni dei quali incastrati all'interno dei veicoli. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, sul posto i vigili del fuoco di Vittorio Veneto. E 2 incendi in abitazione invece si sono verificati proprio alle prime ore di questa mattina. A Conegliano intossicata un'intera famiglia. 4 intossicati a Conegliano, 1 ustionato a Treviso. È il bilancio dei 2 incendi che hanno impegnato in mattinata i vigili del fuoco. Il primo alle 6 in via Scoglio di Quarto a Conegliano, dove le fiamme sono partite dal divano nel salotto di casa. Nell'abitazione si trovavano papà e 3 bambini di origini ucraine. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere al sicuro la famiglia. Tutti e 4 sono rimasti intossicati e sono dovuti ricorrere alle cure del SUEM 118. Poco più tardi, 9:20, è scattato l'allarme per un altro incendio in casa, questa volta a Treviso, in via Bomben. Il fuoco ha interessato la cucina dell'abitazione di un 73enne che si trovava in bagno al momento dell'incendio. Il pensionato ha cercato di spegnere da sé le fiamme, rimanendo ustionato al braccio e a una gamba. È stato soccorso e inviato al centro Grandi Ustioni di Padova. E brutta avventura per una bambina tedesca di 8 anni che ieri pomeriggio è rimasta sul treno regionale nella tratta Treviso-Conegliano dopo che il papà era sceso per obliterare i biglietti, non riuscendo a risalire per tempo sul convoglio, che è dunque partito senza di lui. Gli altri passeggeri si sono accorti della presenza della piccola che si muoveva a bordo del mezzo con fare confuso. A quel punto hanno avvertito gli uomini della Polfer, che alla stazione di Conegliano sono riusciti a rintracciare la bambina, che è stata subito soccorsa e riaccompagnata dal padre. Ci fermiamo ora per qualche istante, ma ritorniamo tra pochissimo. Ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3, adesso apriamo la pagina di Belluno. E dunque in provincia di Belluno cala drasticamente la popolazione, che si appresta a scendere sotto quota 200.000 abitanti. Abbiamo una fotografia precisa della situazione. Abbiamo soprattutto le aree interne, quelle di montagna e di alta montagna, che hanno una ricaduta negativissima dal punto di vista del numero degli abitanti. L'allarme per lo spopolamento della montagna non è campato in aria. La fotografia scattata dall'Ufficio Statistica della provincia di Belluno su base Istat è impietosa e racconta di un territorio che si avvia verso la desertificazione.
Le vallate montane perdono costantemente abitanti, dall'Agordino al Cadore, passando per il Comelico, lo Zoldano e l'Albago. Reggono, ma non si sa ancora per quanto, i numeri in Valbelluna e Feltrino, ma lo spettro dei meno 200.000 è alle porte. Se la decrescita sarà confermata dalle analisi del 2019, già il prossimo anno quel muro potrebbe essere sfondato. Dobbiamo capire come riuscire a intervenire per mantenere ad abitare la montagna vera, che la nostra provincia di Belluno ha sicuramente come punto di riferimento essenziale. I dati illustrati alla stampa a Palazzo Piloni sono gli stessi contenuti nel report consegnato al ministro Boccia, che a gennaio apriranno gli stati generali della montagna. La montagna si svuota perché mancano infrastrutture viarie e ferroviarie, manca la banda larga che penalizza le imprese, mancano i servizi essenziali. Vodo di Cadore, San Tommaso e Colle Santa Lucia non hanno più neppure un negozio di generi alimentari. In controtendenza, Taibon Agordino, premiato per la lungimiranza di aprire un asilo che ha contribuito ad aumentare il numero dei residenti. Servono azioni da condividere con tutti i portatori di interesse, dice Padrin, per perseguire obiettivi mirati e fattibili. Tra le sfide da affrontare, quella delle Olimpiadi 2026. Dovranno avere dei vantaggi soprattutto a lungo termine e lì è la partita che dobbiamo giocarci, quindi cercare di portare avanti degli investimenti mirati che possano servire a tutto il territorio e non esclusivamente alla città di Cortina, perché di benefici dobbiamo trarne tutti. Lì dovremmo essere bravi a fare squadre, a capire che questa è un'opportunità veramente straordinaria da cogliere. Crisi ACC Wambao, incontro informale in Confindustria tra la Presidente Berton, sindacati ed RSU. Chiudere la fabbrica di mele è un impoverimento per il polo del freddo bellunese, italiano ed europeo. Garantire un futuro alla CC è una battaglia del territorio per il territorio, ciascuno nel suo ruolo. Patto di non belligeranza fra Confindustria, sindacati e RSU di ACC Wambao per un'azione congiunta capace di garantire un futuro allo stabilimento di Mel. La stretta di mano a Palazzo Reviviscara è forte senza ritrosia alcuna, perché in questa fase della vertenza è fondamentale condividere la necessità di un risanamento e un rilancio dell'impianto produttivo che è unico nel suo genere nel settore del freddo. Tutti stiamo dalla parte del territorio, delle famiglie e della necessità di garantire produzioni di qualità al bellunese, preservando quel comparto che in Val Belluna conta ancora su delle eccellenze assolute, dice la Presidente Lorraine Berton al termine dell'incontro informale dal quale è uscita una nota congiunta a pochi giorni dalla grande mobilitazione che ha portato in corteo oltre 2000 persone. Sindacati e RSU hanno ribadito le richieste. Spero che la politica guardi a questa manifestazione e finalmente possa dire qualcosa su questo stabilimento, perché noi abbiamo bisogno solo della politica. Io capisco che l'Ilva di Taranto sono migliaia e migliaia di persone, però la Wambao, l'ACC per Belluno è la stessa cosa. Fondamentale che il governo torni a parlare seriamente di politica industriale e adotti misure ad hoc per la montagna. Noi vogliamo che il governo intervenga con strumenti certi, commissariamento, nazionalizzazione, chiamatela come volete, ma un intervento certo del governo che possa risolvere la crisi della Wambao. Dall'incontro in Confindustria è emerso un impegno chiaro, ognuno è disposto a fare la propria parte con responsabilità. Martedì prossimo intanto la riunione del tavolo convocato al Mise, mentre resta chiaro per tutti che il prossimo sarà un Natale di mobilitazione generale. Vediamo il 17 come va, speriamo e crediamo di portare i lavoratori a Roma e vedremo, ma penso di sì, sarà un Natale un po' diverso. E siamo ai vostri presepi a Santa Maria del Rovere, una natività particolare realizzata con sagome di legno da Luigino Visentin, un presepe inaugurato dalle istituzioni locali in testa a sindaco e prefetto. Io con questo vi saluto, poi ci saranno le previsioni del tempo. Una buona serata a tutti, arrivederci. Per esempio fatto di sagome pensando di utilizzare questo spazio nel capitello di Sant'Antonio di Baruchella di Santa Maria del Rovere. E c'è il bue, la natività classica, il bue, l'asino, il bambinello, un po' di pecore e un pastore. Le sagome le ha pensate bene mia moglie. E la benedizione di Dio Onnipotente scenda su tutti voi e vi dia pace nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
auguro di buon Natale a tutti i telespettatori di Antenna 3. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Torna il bel tempo sul nostro territorio, sarà un weekend infatti all'insegna della stabilità. Vediamo il dettaglio di sabato 14 dicembre. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque, cielo sereno o al massimo velato. Non si esclude qualche foschia o nebbia sulle pianure al mattino, ma in rapido dissolvimento. Vediamo anche le temperature minime tra -4 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra 7 e 8 gradi circa. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole su tutti i settori e cielo anche qui al massimo velato. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime comprese invece tra 8 e 11 gradi circa. Non cambia di molto la situazione sul Trentino Alto Adige, dove avremo locali nevicate fino al piano sui confini alpini, soleggiato invece altrove. Temperature minime sotto zero, massime tra 10 e 11 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.